volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. C'è il corteo che arriva da Montebelluna o dalla fiera. E questa è la risposta. Possono dire domani: è stato un Veneto che mi ha condannato. Lo abbiamo incontrato parecchie volte a Mestre. Lo abbiamo incontrato, è stato cortese e gentile, ma noi della gentilezza non è che abbiamo tanto bisogno, abbiamo bisogno di risposte serie da un governo inesistente. Allora, quando bloccheremo il ponte sul Po, non dobbiamo essere in 1000, ma 10.000, 20.000, 50.000. L'Italia è nostra, il Parlamento
bella tutto quanto, Finisco, voglio dire che ho il massimo rispetto della polizia perché anche oggi è stata al nostro fianco, ha capito il dramma di tutti noi. Però voglio dire anche un'altra cosa, che lo Stato ha regalato il Veneto a San Paolo Intesa per €1 e ha regalato 17 miliardi di euro a Banca Intesa. E a noi cosa ci ha dato? Il decreto infame che ha fatto Renzi, che ha presentato, chi è che l'ha presentato il decreto Renzi? Paolo, devi essere nella tavola e detto questo dovete firmare. Allora per me, scusa, per me me ne assumo la responsabilità, tanto un clandestino accoltellato, un carabiniere è fuori da questa mattina. Allora questo è lo Stato che ci meritiamo. Allora ragazzi, insorgiamo uniti si dice nella massima rispetto delle leggi, anche se loro le leggi ci hanno sputato sopra. L'articolo 41 e 46 della Costituzione. Dov'è il garante della Costituzione? Ci hanno pisciato sopra nei loro interessi. Siamo in questa entrata e in quell'altra. Fate tutti quanti attenzione, allora questa sera qui c'è un sottosegretario della Repubblica Italiana, Veneto, che fa da oratore in Commissione Finanze per quel decreto che ci cancella dalla Costituzione. Noi stavamo vincendo le cause in tribunale, questo decreto ci impedisce di vincere le cause perché ci impedisce di... Veronica, cara, sei tu quella del PD, la delegata? Allora, ditemi cosa ti dico questo, gli devi dire a onorevole Baretta che una delegazione di 10 è insufficiente, perché già l'altra volta a Roma ci ha raccontato un casino di balle ed eravamo in 8. Adesso ci racconta balle in 10, non siamo disposti. Viene fuori e parla a tutti. Là, di là. Altrimenti da qua non va fuori. Questo non lo può fare perché sta rispondendo a tutte le domande quando che stanno facendo quando lì. Quindi sta facendo scendere. No, perché è uscito di là? Noi abbiamo lasciato entrare tutti. Ovviamente la sala nessun problema. Veronica, nessun problema. Noi lo vogliamo fuori in modo civile e viene a parlare come ha parlato Variati. Ci mette la faccia, ci mette. Questo è un convegno che ha organizzato il Circolo Rosselli per poter discutere di alcune tematiche, non solo quelle... 3 giorni prima dell'approvazione al Senato è una presa per il culo, no, Veronica, allora, dai, cazzo. Questo è stato organizzato 3 mesi fa, non sapevamo. Bene, dai, Veronica, allora, Veronica, per favore, noi siamo qui e tranquilli. Altrimenti cosa lo sa farci, ok? Allora, lui è disponibile a parlare con una delegazione, alle 8 purtroppo ha un altro impegno da andare via, oppure si prende un altro appuntamento, so che vi ha ricevuto anche a Roma, no? Sì, ci ha ricevuto ed è per questo che siamo qui, è per questo. Rispondendo a tutte le domande che sì, ma siccome a Roma ci aveva detto qualcosa di ben diverso da quel che è accaduto e soprattutto quello che si era ripromesso di fare. Cioè, questo è per difendere lui, non noi. Veronica, allora, con Luigi che è di là, tutte e due. Allora, per rispondere a tutti, viene fuori come ha fatto Variati. Viene fuori e tutti cominciano a parlare. No, ci sono 2 portavoci, viene fuori come ha fatto Variati, ci ha messo la faccia, ok? E noi siamo contenti. Altrimenti da qua non va fuori. Non va fuori. No, queste sono minacce che non possono essere accettate. Perché se riportiamo questa cosa qua, allora viene fuori e ci mette la faccia. A portare fuori. Allora viene fuori e ci mette la faccia. Ce l'ha messa perché mi pare sia là, bianchi. Viene fuori di là e ci mette la faccia a tutti. Allora, voi dovete capire che non è che una volta... Che condizione? Ci ha raccontato un casino di balle a Roma. È stato invitato ad un convegno. Ma ci avete fregato tutto? Ma ci avete chi? Ma che? Loro! Politici! Loro!
Non te, loro! Io dico voi perché mi scusi, ma la prendo come il governo, il governo viene fuori di là. Sta cercando di trovare delle soluzioni. Ma che soluzioni? Aumentando l'IVA, qual è la soluzione? Facendo pagare i non ma questa è la gente. Ma perché ci prendete per il Ma qua non ci sono ragazzini. Lui, siccome ha fatto variati una settimana fa, viene fuori e noi siamo i più civili del mondo. Basta, noi ce ne poniamo noi di Starboni. Noi siamo i più civili del mondo. Non le chiediamo. Ho capito. Viene fuori, fa le sue dimostranze e poi se ne va via. Niente promesse vane, niente promesse vane, basta parole. Allora, è abituato a parlare in pubblico. 100 persone più e 100 persone meno non cambia niente. Riportate questo, se ha la coda di paglia. Non mi pare che abbia la coda di paglia perché sta rispondendo a tutte le domande. Abbiamo tanti viene fuori quelli che protestano. Veronica, io glielo dico, signor Baretta. Va bene? Per mail. No, raccomandata 1, no, mi non mando mail. Vabbè, comunque raccomandata 1 ti è arrivata almeno venerdì o sabato della settimana scorsa. Ecco, si parla al di là di tutte le questioni, dei cosiddetti crediti deteriorati, NPL, che adesso andranno gestiti a Napoli. A Napoli 50.000 NPL che noi, veneti, dovremo pagare sulla base di crediti molto spesso contestati. Noi abbiamo vinto, parliamo come associazioni, abbiamo vinto qualcosa come 25.000 cause, 25.000 sentenze, ci sono 100.000 transazioni l'anno e ci sono 500.000 cause in corso di questi NPL. Ora, lunedì scorso abbiamo vinto una causa a Padova per 574.000 euro. Abbiamo vinto una causa dove un povero suicida che aveva 2 NPL per circa 100.000 euro, abbiamo dimostrato che non era lui debitore, ma addirittura creditore di altri 200.000 per un totale di 300.000. Allora, quando il ministro Piercarlo Padoan, che noi abbiamo chiesto l'arresto, perché lui il giorno 12 di luglio, quindi 9 giorni fa, è andato a Bruxelles e ha firmato in nome e per conto di tutto il popolo italiano che venga istituita la Bad Bank nazionale. Ora, questa qui dovrebbe andare a gestire qualcosa come 350 miliardi di euro di NPL, che noi ne contestiamo almeno l'80%. Naturalmente quelli sopra una certa cifra, sopra i 500.000 e il milione, è chiaro che non li contestiamo, ma quelli sotto i 300, 200, 100.000 euro, specialmente della Banca Popolare di Verona, che noi definiamo truffa, estorsione, usura, predona e ladrona, perché abbiamo tutte le prove di quello che stiamo dicendo, va bene? E qui ci stanno portando via il Veneto e tutta l'Italia senza averne titolo, d'accordo? Ecco, qui il governo è latitante perché oltretutto ha dato in mano a questa SGA con sede a Napoli, va bene, STA con sede a Napoli, di portarci via il Veneto senza averne titolo. E adesso Pierpaolo Baretta, in nome e per conto del governo, dimmi qualcosa. Ma il dia mi negavo, Intanto non è a Napoli la sede, ma è a Milano e apriranno una sede in Veneto perché glielo abbiamo chiesto. Non cambia nulla. No, ho capito, ma cioè, se uno pone una domanda gli si risponde, sì, però non cambia nulla. Allora se non cambia nulla non si pone la domanda, no? Cominciamo, la sostanza è quella. Allora, fate rispondere il sottosegretario, grazie. Allora, la SGA avrà una sede in Veneto e sarà gestita direttamente, è pubblica, non è di intesa e non è neanche del tesoro, e non è neanche del liquidatore, è dello Stato. E quindi l'obiettivo è quello di prendere questi 17 miliardi di NPL delle due banche e di piano piano, per non rischiare di farli strozzare da un mercato che potrebbe essere, diciamo, un po' rapina, di rimetterli nel mercato, recuperare i soldi. Quanto si pensa di recuperare di quei 17 miliardi? Pensiamo di recuperarne 9,6. Con 9,6 miliardi dovremmo riuscire a rientrare come Stato da quello che si spende per questa operazione di salvataggio
e avanzare 1 miliardo di euro che dovrebbe essere destinato ad indennizi. Questa è l'operazione, questa è l'operazione degli NPL. No, ma guarda che non hai risposto. Non hai risposto su quelli che sono contestabili. No, scusa, non hai risposto né sulla Bad Bank nazionale né su quelli contestabili. La Bad Bank... Non siete avvocati per nulla, perché voi avete congelato il codice civile. No, il vostro decreto, Ed è vero o non è vero che il vostro decreto impedisce, mi perdoni, è vero o non è vero che il vostro decreto impedisce di poter far causa nuove cause di insinuazione della banca, solo insinuazione del passivo? No, non è vero. Non è vero. Cioè, come è vero che impedisce le cause? Come è vero che impedisce le cause alle due banche che non ci sono più, e questo è previsto dal codice, il decreto non impedisce assolutamente che gli azionisti e i risparmiatori si insinuino nel fallimento. No, non giochi con me. Insinuazione e fallimento, Insinuazione e fallimento è una cosa. Noi vogliamo fare causa civile perché ci hanno truffati, che sono due cose completamente diverse. La causa civile non è mai impedita. Sottosegretario, l'insinuazione è una cosa, la causa civile è un'altra. Noi abbiamo cause civili in tribunale che sono state congelate, questo è un dato di fatto. Allora, lei ha appena detto che non è impedita l'insinuazione del passivo, e questo lo sappiamo, ma l'insinuazione del passivo di una banca vuota è praticamente inutile. È vero o non è vero che sugli NPL ha diritto di privilegio di Banca Intesa? Non c'entra niente il privilegio di Banca Intesa, quello che c'entra è che noi dobbiamo recuperare i 9 miliardi e 6, se recuperiamo... Quali 9 miliardi e 6? Quelli dei NPL, no? È vero o non è vero, sottosegretario, che voi questa operazione costa allo Stato italiano 17,5 miliardi di euro? Ma sono conti che hanno fatto gli economisti di mezza Europa non è così, e non li avete mai contestati. È vero o non è vero che bastavano 6 miliardi per ricapitalizzare queste due banche? Sì, è vero. Perché non è stato fatto? Me lo dica lei perché non è stato fatto. Perché queste banche sono state lasciate da Atlante? Ma faccia parlare però, perché sarà troppo facile fare le domande. Volere sì e no e anche pretendere... Ha ragione. No, perché lei vuole che sia no e anche che stia zitto. Una delle due, Perché non so, la cosa migliore da fare qui era fare la ricapitalizzazione precauzionale, come abbiamo fatto per Monte Intesa, per Banca Intesa, per Monte Paschi. Perché non l'abbiamo fatta? No, è proprio la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ma siamo tutti esperti, a meno che io. Allora, perché non l'abbiamo fatta? Perché non è stato trovato nel mercato privato 1 miliardo che serviva per completare l'operazione. Perché il mercato... C'è un fondo inglese che voi avete rifiutato. Ma dai, non dice, ma li leggo anch'io i giornali, non è che possiamo dire tutto quello che si vuole, no, non è vero, non è arrivato. Se c'era il miliardo noi facevamo la precauzionale e io credo che dovremmo chiederci come mai non è arrivato questo miliardo, anche dal Veneto. Ce lo dica lei. Io penso che abbiamo perso un'occasione. Sottosegretario, come hanno fatto ad arrivare i 17 miliardi per Banca Intesa? Non ci sono 17 miliardi. Chi è che garantisce la capitalizzazione di Banca Intesa? Io o lo Stato? Ma la garanzia sulla ricapitalizzazione, visto che lei è molto esperto... Di quanti soldi si tratta? Non è mai la cifra che viene data come calcolo di garanzia, lei lo sa benissimo, no? Quindi l'operazione 17 miliardi è un'operazione a totale cautela, ma non è assolutamente quella che verrà... E di quanti soldi si tratta l'operazione di totale cautela? No, quella è totale cautela. Lo dica, di quant'è l'operazione totale cautela? Quant'è la cifra? È un'intervista o un dialogo? No, è una domanda. Lei ha detto che accetta domande. No, ma lei però se fa le domande, qui non siamo in tribunale, qui non siamo in tribunale, e se lei deve fare il capopopolo lo faccia, ma siccome quando ci siamo visti a Roma nel mio ufficio abbiamo fatto un dialogo molto tranquillo, se riesce a farlo anche davanti alla gente, un dialogo tranquillo, ci guadagniamo tutti, come abbiamo fatto quel giorno. Allora,
l'operazione non costa 17 miliardi, ne costa 5, 4 e 3, 5 qualcosa. Non ho detto che Padova, non ho detto che Padova. Ma no, ma scusate, allora, adesso non è che dobbiamo fidarci a vicenda perché non è il caso, no, mi pare. Però francamente non ho nessuna intenzione o ragione di dire bugie, no? A cosa serve in questa situazione? Cerco di dire come stanno le cose. Uno può dire non sono d'accordo ed è legittimo, uno può dire non sono d'accordo ed è legittimo, un altro può dire spiega meglio ed è legittimo, ma francamente dire una cosa per un'altra o inventarsi le cifre non sta in piedi. Allora l'operazione costa 5 miliardi e qualcosa, poi abbiamo messo a garanzia una cifra più ampia perché essere sicuri ma che... da 5 a 17 c'è una differenza ampia. Sì, amplissima, tant'è che fallo parlare, no? Scusa, se non capisco neanche io, no? che costa 17. Da 5 a 17. Esatto, è proprio molto ampia, tant'è che, ma non mi pare che questo sia il problema principale. Il problema principale è come si trattano i risparmiatori, penso, mi aspettavo queste domande. Questa è la domanda. Paolo, questa noi vogliamo. Daci una risposta. Sottosegretario, se lei va avanti con le risposte noi diamo la domanda finale, poi ma lei non accetta le domande, quindi io non so cosa fare. Sto rispondendo. Prego. Avanti. Prego. Avanti con le domande. Allora, è vero o non è vero che lei con questo decreto cancella i diritti costituzionali di tutela del risparmio di tutte quante le persone che vede qua in piazza? Ma dice sul serio? Lo ripeta per favore a voce alta. Ripeta a voce alta che c'è un decreto che toglie i diritti costituzionali. Ma come fa a dire che un decreto toglie i diritti costituzionali? Questo decreto ci impedisce di fare causa civile. Le cause civili che noi abbiamo instaurato sono tutte congelate. Il codice prevede che in caso di fallimento di una di liquidazione coatta di una banca, essendo la banca o un'azienda, essendo che quell'azienda sparisce perché non c'è più, le cause intentate non siano più proponibili verso un soggetto che non c'è più. Posso finire o no? Questa gente cosa gli dico? Posso finire o no? Ascolta, ma si rende conto? Troppo comodo gridare ladri. Guardi, Mi fate finire? No, mi fate finire. Prego. Adesso siamo giunti alla verità che noi dicevamo prima. Ci abbiamo messo un po', ma siamo arrivati. No, non è esattamente quello che diceva prima. È esattamente quello che ho detto poco fa. Allora, il codice civile, l'ho detto dalla prima domanda. Si può cambiare? Sì, si può cambiare. Il codice civile prevede quello che ho detto. La domanda che ci dobbiamo fare è, a fronte del fatto che il codice civile dice questo, stiamo fermi e ce la mettiamo via o vediamo se ci sono altre strade con le quali poter affrontare il problema? Allora, le due strade che si possono praticare senza cambiare il codice, se vogliamo cambiare il codice è un'altra discussione più complicata, le due strade che si possono praticare sono una, l'insinuazione nel fallimento e due, l'arbitrato. Sono due strade disponibili e peraltro l'insinuazione nel fallimento comporta il cambiamento di status da azionista a chirografario, quindi una condizione che è migliore dell'azionista attuale. Mi scusi, dopodiché facciamo fare una domanda al sindaco, che vuole fare una domanda anche al sindaco, così almeno diamo parola a tutti. Lei ha detto esattamente quello che abbiamo detto noi all'inizio, in politichese, ci ha girato intorno un po', ma siamo arrivati. Noi, perché voi avete dichiarato lo stato di liquidazione di questo istituto, dopo che per 2 anni lo avete tenuto in balia insieme con Atlante, che avete fatto entrare in una banca spadroneggiando con i soldi nostri, perché Atlante è composto da Cassa Depositi e Prestiti, e questo il sindaco lo sa, perché ne abbiamo parlato in un'altra riunione,
e altri finanziatori istituzionali, 70 circa. voi avete portato un soggetto sottocapitalizzato che all'inizio doveva partire con 10 miliardi per aiutare anche MPL. Posso finire? Non ma deve dire voi chi? Voi, il governo? Ah, cioè il governo. Atlante mica l'ho fatto io, sottosegretario, è colpa mia anche questa. No, non è colpa sua di niente, ma che non venga fuori che tutto quello che è successo in questo paese è colpa mia adesso. No. Vediamo di capirci quante o forse un po' di colpa ce n'è per tutti, anche per noi, ma anche per tutti quelli che sto Veneto, non voi, che sembra che non ci Allora, aspettate, perché se vogliono parli. Il sottosegretario, io spero che l'abbiano ripreso, ha detto una cosa importante. In questa situazione, in questo Veneto, in questa situazione che noi stiamo vivendo, ci sono colpe per tutti, per loro e anche per altri in questo Veneto, e ha specificato, tranne che per voi. Allora la mia domanda è, perché gli unici che non hanno colpe devono rimetterci? Posso dirlo che sta dicendo di sì? E il sindaco non dice sì. Allora scontriamoci fra partiti. Sottosegretario, mi perdoni. Siccome c'è un signore, siccome c'è un signore che ha detto che mi devo vergognare, vorrei sapere perché. Perché lei è una persona che cambia le parole, sì. Dice e inventa e parla per niente, e ha i giornali e ha i gruppi importanti. Quando? Perché gli altri hanno avuto risposte ed è bene che lo si sappia. Ed è bene che lo si sappia. Ma scusi un secondo, ci sarà revocatoria per chi ha avuto i soldi? 9%. Perché per legge dovrebbe essere revocati. Non dovrebbe. No, se codice civile lo prevede. Ha detto che potrebbe, Codice civile lo prevede. Potrebbe. Ha detto che cercherà di evitare. Scusi, mi sono intromesso io perché non sono né socio. Allora, quindi se la legge vale sempre. Gli unici che hanno avuto risposte non soddisfacenti. Soldi bene, li abbiamo pinciati dentro quella banca subito e vogliamo soldi buoni subito, perché i tribunali ci stavano dando ragione e stavano facendo uscire il marcio che c'era in quella banca, che oggi non uscirà più. Quindi ci dica in concreto il governo cosa vuole fare per noi, che lei ha detto essere gli unici a non avere colpe. Concreto. Ha già detto niente, ha detto dentro. Gli unici assieme agli altri risparmiatori, non è che anche gli altri risparmiatori non hanno colpe. Io ve l'ho già detto, inutile che siccome non ve lo ripeto. Guardi, il sindaco ha detto che la risposta è stata fuorviante e quindi non concreta. Se lei mi risponde per cortesia, perché se non l'ha capito il politico come sindaco, di cui ho stima e fiducia politica, politica parlo. Allora, mi dica, perché la conoscenza politica del sindaco Variati è... Allora, primo, per i risparmiatori che hanno già transato le due cose che ho detto, non fate... No, scusate, ma il mondo è fatto di tutti, capisco? Allora, ma scusate per pazienza, no? Cioè, vuol sapere le risposte, gliele dono. Sì, ma i transati li abbiamo capiti, noi stavamo vincendo il tribunale, non i transati, noi che stavamo vincendo il tribunale, noi che stavamo vincendo il tribunale, che garanzie ci dà? A noi, che stavamo portando alla casa i nostri soldi, che non ci siamo accontentati dell'elemosina, a noi sottosegretario, a noi, non si guardi intorno, a noi. Sto guardando lei, Sto guardando lei. Guardi anche gli altri, guardi quanti siamo. Guardo lei, io lo so che ce l'avete con me, che me la farete pagare, ma che cavolo dite? Ma che cavolo dite? Tanto sa denuncia se arriva, quindi... Allora, ripeto, primo, insinuarsi nel fallimento, secondo, accedere all'arbitrato, terzo, istituire un fondo per rimborsare a partire dalle condizioni più disagiate. Sono tre cose? Signor Narenda, posso chiedere una cosa? No. Sottosegretario, in concreto... No, basta, parli, anche volevo là. Scusa, posso farle una domanda?
Aspetta, passi per Non dopo la domanda lui. No, che sia Allora il sindaco lo aspettiamo sempre la domanda. Dottor Baretta, posso chiederle una cosa? Dopo tocca al sindaco. Signor Baretta, posso chiederle una cosa? Lei ha parlato prima tanto del valore dei crediti deteriorati. Vorrei sapere che fine faranno i soldi che verranno recuperati dalla SGA per conto del Tesoro, che fine faranno, dove andranno o se serviranno a essere restituiti a ristorare gli azionisti, i risparmiatori. Mi dica questo, sarebbe già sufficiente perché la torta è grande, 7 miliardi verranno recuperati circa, 7 miliardi, no, ecco 9 miliardi, con 9 miliardi ristorerete tutti i risparmiatori truffati. Ecco. Mi dica che fine faranno questi soldi. E tornerebbe la pace in Grazie. Glielo dico subito, serviranno a rimborsare lo Stato dei soldi dei contribuenti e a rimborsare gli azionisti. Ma in che percentuale? Perché se lo Stato si tiene su 7 miliardi, su 7 miliardi se ne tiene 6 o 6 e mezzo, a noi non resta niente. No, resta 1 miliardo. 1 miliardo. Ma i 7? No, ho capito, resta 1 miliardo. È disposto a scriverlo questo? È disposto. Non è scritto da nessuna parte. Non è scritto da nessuna parte. Sono 6 miliardi bruciati 2013-2014. 6 miliardi bruciati. Sindaco. Posso fare una domanda anch'io a Baretta? Alza sindaco. Alza cosa? Alza. Sì, alza. Allora, intanto come sindaco di Vicenza ringrazio Baretta di essere venuto. Ci sono altri che si nascondono e chi dovrebbe rispondere è ai Bahamas. Ma che ne ha forza pubblica qua, sindaco? Sono schierati contro i risparmiatori. Qua però fa un gesto. Sottosegretario, fammi parlare. Sottosegretario. Scusa sindaco. Il governo deve essere dalla parte dei cittadini. Per definizione, ovviamente rispettando le leggi. È ovvio che qui davanti hai degli azionisti risparmiatori che pensavano di far parte come soci di una cooperativa, perché la banca era una cooperativa. Pensavano che i risparmi messi nella cooperativa fossero risparmi sicuri. Le cooperative non sono scalabili. Qualcuno li ha imbrogliati dicendo che mettendo i soldi lì erano più sicuri che non dentro una cassaforte ipersicura. E si potevano A un certo punto è successo quello che è successo. A questi azionisti, ed ero presente anch'io, risparmiatori, è stato detto, trasformiamo la banca cooperativa in una SPA. È l'unico modo per salvarla. Molti di loro che sono qui con alcune associazioni avevano detto di no. La stragrande maggioranza ha detto di sì. E siamo andati avanti. Poi sono arrivati i fondi di Atlante, eccetera. Si è dimenticato un passaggio. Iorio e altri hanno detto dai che ce la facciamo, che questa banca riprende, che anche gli azionisti potranno non perdere tutto. E siamo andati avanti. A questo punto siamo arrivati al punto di cui abbiamo parlato stasera. Io vorrei rivolgerti una domanda semplice. Loro sono qua dicendo avevamo quattrini, avevamo risparmi, oggi come oggi non abbiamo nulla. Con i meccanismi che oggi sono previsti dalla legge, perché viva Dio, la legge è la legge. Finché il Parlamento fermo, finché il Parlamento
La legge, quale legge? L'articolo 41 e l'articolo 47 della Costituzione. Dov'è? Dov'è? L'articolo 41 della Costituzione e il 47 lo dice Castaldo. Sindaco, non si può Per dire. tutto il rispetto che ho per l'uomo. Ma non si può Ho dire. capito che sei siamo dei cretini. Ho capito che sei. Ma ci stai portando per No, sto facendo una domanda e sono arrivato alla domanda, che è questa. Ma sottosegretario, con onestà intellettuale, qua da un cancello all'altro, a questa gente, Gli animali sono di qua. a questa gente, no, c'è gente che dice, a questa gente, a questa gente, Con la morale. ma c'è una possibilità che questa gente venga a casa di qualche soldo? Quei soldi della SGA, quei soldi dei crediti deteriorati, quei soldi dei crediti deteriorati. Forse. Tu un attimo fa hai detto qui, forse non tutti hanno sentito, penso che potrebbe esserci 1 miliardo. Penso che potrebbe esserci per questa gente 1 miliardo. Attenzione, questa gente che è stata portata fino a qua non la possiamo prendere in giro. Allora, siccome dobbiamo sempre dire la verità, anche se è durissima, la domanda è, ci sono delle... tu non sei un mago con davanti la sfera che dice ecco, so che è così, ma realisticamente, poi i sottosegretari e i governi passeranno, però le facce non passano. Allora io dico, c'è con qualche possibilità concreta, poi magari le associazioni si metteranno al tavolo ancora, eccetera, perché portino a casa dei quattrini, sì o no? Scusate, possiamo aprirlo sto cancello che non c'è motivo di stare. No, una roba intelligente. No, fermi che decide la Digos perché è responsabilità loro. Vabbè, comunque insomma, io non... No, Sarebbe un bel segno aprire il cancello. Perso la posta comunque. Non c'è problema. La domanda è seria e tu hai premesso che non bisogna prendere in giro nessuno. Garanzie non siamo in grado di darne perché saremo disonesti se le diamo. Se la domanda è vogliamo provare a lavorare su questa strada, io ho detto 1 miliardo e ho detto anche come perché lui me l'ha chiesto, lo Stato e i risparmiatori. No? Sì, la risposta è sì. Vogliamo e dobbiamo lavorarci, ma per onestà. Per totale onestà, perché non bisogna prendersi in giro, non c'è la garanzia, perché è un percorso difficile che va praticato. Quindi alla domanda ci sono 2 risposte, c'è una risposta secca, volete garanzie? No. Volete un impegno, perché la promessa è un'altra roba, un impegno e un percorso? Sì. Io sono qua, potevo non venire fuori dalla porta, ma io sono venuto perché credo a un rapporto con la gente sempre, e anche quando si litiga ci sono delle ragioni, no? Quindi questa è la risposta più onesta possibile che posso dare. Sottosegretario, mi permetta solo un appunto. Pronto? Scusate, finisco il discorso, avevo cominciato il discorso io, scusa. E allora il sottosegretario ha promesso che si è impegnato a far erogare circa 1 miliardo di euro sui 7 miliardi di euro che saranno recuperati dai crediti deteriorati. Se riesce a mantenere questa promessa è già qualcosa. No, non è già qualcosa, sarebbe tutto. Allora non ho detto proprio così, ho detto che sono 9 e 6 e non 7. Intanto sono 9 e 6 e non 7, che è già meglio, no? E secondo, non che mi impegno a erogare, che mi impegno a fare in modo di portarli a casa. Se li portiamo a casa, quella quota è destinata al... Quindi, sottosegretario, mi permetta, perché ci sono altri... ci sono altre associazioni con altre 4... Dopo non lascio andare. Allora, dopo non lascio andare. mettiamo d'accordo e ci possiamo anche rincontrare. Lei ha convinto il signore con la maglia gialla, a me no, mi permetta, perché le spiego perché. Allora, ci sono altre 4 banche che con i penso e i faremo sono qua, da Cari Ferrara e Etruria, che aspettano ancora soldi, che stanno arrivando col contagocce e che il governo ha detto pensiamo di. Io e lei ci siamo incontrati nel suo ufficio,
dove lei ci ha detto voi non avete accettato i 9 euro perché sono pochi. Io ho risposto sì, lei mi ha detto effettivamente erano pochi e lei mi ha detto grazie, io racconto sempre la verità, sa com'è? Io purtroppo ho solo la mia faccia e devo vendere solo questa, quindi dico solo la verità. Non lo so, io parlo per me. No, lei lo sa benissimo. Le dico un'altra cosa, lei è la stessa persona che mi ha detto, non solo a me ma a Lorenzo, a Mario che erano presenti, ha detto penso che sia possibile un ristoro maggiore, soprattutto per chi ha sottoscritto negli ultimi anni dei bilanci che erano più che problematici. Bene, quella gente oggi è qua. Ma io non e quella gente, aspetti, quella gente vuole nel decreto che non venga votato perché non ha nessuna garanzia reale. E con i penso noi non ci andiamo a fare la spesa, sottosegretario. Sì, guardi, adesso siccome la demagogia è finita, no? Allora non è con i penso, io ho detto esattamente quello che lei ha ripetuto. Li mette nel decreto quel miliardo? No, il decreto no, spiego anche perché se il decreto non viene votato, come lei dice, lunedì, martedì abbiamo le banche fallite. Sì, è così. No, come meglio? No, meglio non direi. Comunque ognuno ha le sue opinioni su cosa è meglio e non voglio entrare adesso nel merito di questo. Quindi il decreto si faccia, che più presto lo si fa, più diamo tranquillità alla situazione. La situazione specifica, io ho detto un percorso, se si vuole lavorarci, lei sa che io sono sempre disponibile, lo sono in piazza a maggior ragione se vogliamo fare degli incontri con le associazioni, magari se si parlassero tra loro e avessimo... Noi non mangiamo però con gli incontri, noi vogliamo i soldi. Se i soldi non ci sono nel decreto non li vedremo mai come non li hanno visti quelli delle altre 4 banche. Parliamoci chiaro, noi vogliamo soldi nel decreto, perché avete messo 4 miliardi e mezzo per una banca che a €1 ci ha comprato, dovete mettere soldi veri anche per noi. L'avete cominciata voi questa guerra, sottosegretario. Adesso deve combatterla con noi fino alla fine. Come vede nell'ultima battuta è riuscito a dire la cosa più clamorosa per dimostrare che lei non ha in mente un preconcetto. Cosa vuol dire che l'abbiamo cominciato? Che cosa abbiamo cominciato noi? Sottosegretario, chi ha voluto le trasformazioni in SPA? Eccoci qua, eccoci. Ma perché prima della SPA andava tutto bene? Quando c'era Zonin andava tutto bene? Ma dai, la SPA ha tolto il coperchio, la SPA abbiamo un'opinione. Quello che era la sorveglianza del governo 2014 insieme con Banca d'Italia. Il governo non è il compito suo, c'è una commissione, c'è una commissione d'inchiesta che abbiamo chiesto. Oh, sentite. Scusate. Allora, diciamo così, per essere politicamente corretti, sottosegretario, per quello che era il sistema che voi gestite, all'interno di quel sistema, le dico sì, nel 2014 per voi andava tutto bene, perché avete fatto fare un aumento di capitale con un bilancio che aveva molti problemi e lei lo sa. Ma nel 2014 intende l'intervento di Atlante? No, nel 2014 abbiamo avuto un aumento di capitale, forse nel 2016 è arrivato Atlante, sottosegretario. Sì, ha ragione. Nel 2014. Madonna. Dov'è? Chi è il genio che ha parlato qua? Sa tutto lui, no? Nel 2014. Allora, sì, ok. Allora, abbiamo un'opinione diversa sulla trasformazione in SPA, perché se non c'era la trasformazione in SPA le cose continuavano come sono andate avanti prima, forse non se ne accorgeva nessuno, perché prima, dai, non funziona così. Ah no, perché prima... Non funziona così. Ha ragione lui. Perché? I giornalisti stanno ancora qui a fregarvi. Non funziona. Allora, scusate, facciamo una roba semplice, è inutile che facciamo discussioni in questo modo. Ci sono delle questioni politiche sulle quali si possono avere opinioni diverse e c'è le questioni concrete sulle quali invece è bene. Allora, se si vuole fare io torno, se vogliamo fare una... No, io voglio una promessa, se noi le portiamo le carte che i bilanci erano truccati e che il sistema non ha vigilato e quindi è colpa del sistema, voi ci rimborsate? Abbiamo fatto una commissione di inchiesta che avete chiesto voi. Non è quella, signor Maretta, non è quella che abbiamo chiesto noi.
Ma tu organizzi una roba così? Sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 € a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.